Dian di Scorzè e Volgarino di Vicenza. Vince la palla 2 Montebelluna, che avanza col play Cazzolato. Sacchet, Cazzolato, spalla canestro contro Campiello, solo scheggia il tabellone, palla persa di Chinellato, che trova il piede dell'avversario, rimessa dal fondo. Ancora Chinellato, guardato a vista da Salvato. Campiello da sotto non sbaglia, appoggia il tabellone, 2 punti facili per Padova. Riprende il gioco Cazzolato, Salvato, blocco di Crivellotto, si riprende dalla rimessa dal fondo. Esce Sacchet, il tiratore sbaglia, reimposta il gioco Padova. È sempre Chinellato, Campiello ferma il palleggio e da sotto ancora Padova con Coppo, trova punti facili dal pitturato. Montebelluna sembra soffrire l'assenza di un lungo di ruolo. Ecco che prova ad aprire con Davis, tenta la penetrazione, ancora fuori per Cazzolato, il jumper non va. Crivellotto strappa rimbalzo, Davis da 3 punti, solo ferro e rimbalzo ancora di Padova. Mette ordine Andreani in regia. Coppo, Maran, si palleggia sul piede Coppo, riparte Montebelluna, Davis, Salvato, Crivellotto, Cazzolato non ha paura, si prende la tripla, sbaglia ancora 0 Montebelluna, che soffre un po' in attacco. Fallo di Salvato. Come si prevedeva, Padova ha una batteria di lunghi, cerca il gioco interno e finora è riuscita a trovare 2 canestri facili sotto canestro. Montebelluna insolitamente sbaglia da fuori e soffre l'assenza di Boaro in regia, sembra un po' contratta. Palla di nuovo in gioco, Chinellato si butta dentro, botte da Orbi, ne esce Montebelluna, Davis, Cazzolato, di nuovo Davis, Salvato non sfrutta il blocco di Cazzolato, si butta dentro il play cornudese. Crivellotto, niente da fare, Montebelluna cerca solo soluzioni dall'arco, fa fatica a avvicinarsi a canestro. Stranamente rispetto ad altre partite non riesce a trovare con continuità il canestro. Padova invece costruisce le azioni cercando di portare la palla sotto. Adesso Campiello da fuori ancora, 6-0. Montebelluna deve aumentare il ritmo, Padova sta comandando la partita attualmente. 6-0 in questi primi 3 minuti di partita. Montebelluna, ecco JJ Sacchet, prima penetrazione, primi 2 punti per la guardia montebellunese, cresciuta nel settore giovanile dei Delfini. Montebelluna rimposta il gioco, ancora Campiello, step back, 2 punti ancora per lui. Montebelluna deve trovare una soluzione per bloccare il lungo Campiello sotto canestro, magari un raddoppio o qualcosa, perché non sta subendo troppo. E in attacco comunque Sacchet adesso comincia a vedere il canestro. Subisce il fallo di Maran. Forse Montebelluna si è un po' svegliata dalla prima impasse dei primi possessi, dove sì, deve aumentare il ritmo, perché quella è la chiave di Montebelluna per poter giocarsela la partita. Sì, finora Montebelluna viaggia con 86 punti di media partita, quindi un gioco fatto di velocità, di tanti possessi. Ecco Cazzolato che si butta dentro e trova 2 punti, molto bene. Vola in transizione Padova. Coppo sbaglia da sotto, rimbalzo di Salvato che spinge ancora. Crivellotto finta il tiro da 3,
palla sporcata da Campiello, rimessa dal fondo per Monte. Match che inizia a entrare nel vivo già dai primi minuti. Salvato Davis, punta Campiello, perde il pallone, lancio da quarterback, Chinellato in qualche modo, non fischiano gli arbitri. Da distanza siderale, Sacchetta, rimbalzo di, mamma mia, rimbalzo di Crivellotto che subisce il fallo sotto canestro. Saranno tiri liberi per lui. Questo è il tipo di gioco che predilige Montebelluna, una squadra costruita dal suo allenatore e dalla società per giocare in velocità. Sacchetta deve tirare e i rimbalzi, i dinamici sono la loro forza. Infatti Crivellotto è riuscito ad arrivare in corsa e a recuperare la palla. 2 tiri liberi per il capitano montebellunese. Manca il primo Crivellotto dalla linea della carità. Secondo tentativo a segno. 8-5 per gli ospiti. Sempre Andreani in regia, che perde il pallone malamente. Intercetto di Crivellotto. Sacchetta segna 2+1. Una magia della giovane guardia numero 16, che nonostante il contatto dell'avversario, Montebelluna quando recupera palla è micidiale in contropiede, come si è visto. Così deve giocare Montebelluna. Padova non deve perdere palloni facili. Non completa il gioco da 3 punti Sacchetta. Ancora Andreani che porta su palla. Coppo mette le mani addosso. Jumper a segno del play padovano. Padova +3. Cazzolato a chiamare il gioco. Anche adesso per Davis, porta il blocco per Sacchetta che non è timido. Ferro lungo e Chinellato che simbolava in contropiede trova il piede di Sacchetta che mette la palla fuori. Montebelluna ha aumentato l'aggressività difensiva, infatti non concede canestri facili, sporca i passaggi e mette in difficoltà Padova. Ma adesso Campiello 1 contro 1, fallo del capitano Crivellotto. Rimessa dal fondo per Padova. Primi cambi, cominciano le rotazioni per Montebelluna. Esce Crivellotto, esce Cazzolato, entrano Rizzi e Sulina. Sotto canestro riparte Maran. Campiello, Chinellato si butta dentro, fa la finta, fa saltare Sacchetta che si fa anche male e trova la tripla a Coppo. È una botta dove non batte il sole, che fa sempre molto male, però Sacchetta è ancora dei nostri. Entra il play Sulina. Sulina è un giovane molto interessante, 2004, senza paura, con faccia tosta. Salvato, blocca il palleggio Rizzi, in punta Sacchetta, finta il tiro. Davis. Sulina si è dovuto prendere sto tiro, un po' sfortunato. Intercetto. Sulina. 2 punti in contropiede. Montebelluna rimane lì senza paura. Coppo troppo distante da canestro. Maran si butta dentro. Rizzi cerca di stopparlo, ma è bravo a trovare il tabellone e mettere 2 punti ancora per Padova, +6. Sulina per Davis. Salvato, sfrutta il blocco. Rizzi per Sacchetta che finta il tiro, si butta dentro. Sfortunato, trova il secondo ferro.
e il rimbalzo è preda di Padova. Chinellato, Coppo da 3 punti, è caldo, altra tripla. Solina chiama il gioco, blocco di Rizzi, si butta dentro il giovane play, Rizzi per Davis, il palleggio contro Chinellato, Sacchetto non trova il canestro, l'arbitro fischia 3 secondi. Cambia ancora per Montebelluna, esce Sacchetto, rientra Cazzolato, esce Davis, entra Chele. Padova cambia in difesa sistematicamente, così riesce a mettere pressione sugli esterni montebellunesi. Più con Coppo ha trovato due facili canestri da 3 punti e si è presa un piccolo vantaggio. Montebelluna deve essere più aggressiva in difesa. Coppo ancora da 3, questa volta sbaglia. Sulina parte come un missile. L'arbitro lo grazia, no, non lo grazia, no. Bravo a prendere lo sfondamento Coppo. Ci sta la chiamata, ha preso un'ottima posizione l'ala padovana e Solina è un po' cascato nel tranello. Ritmo alto qua al Palafrassetto, ritmo alto, bella partita. Maran in punta per Andreaus, gancetto, trova solo il ferro. Cecchinato a portare sulla palla, ancora per Cazzolato che si prende il tiro. Sfortunati, però tappin di Achele, mamma mia. Tappina a 2 mani che entra si appoggia alla retina. E di nuovo Chinellato contro Cecchinato, bella virata. Uomo d'esperienza. Chinellato ha sfruttato il mismatch. Sulina, Cecchinato, si butta dentro, Cazzolato, appoggia, non ce la fa, subisce il fallo. Montebelluna molto dinamica, molti rimbalzi in corsa, non perde occasione, anche se sono più piccoli non perdono l'occasione di andare a prendere il rimbalzo sotto canestro, così restano in scia. Numero 15 Montebellunesi, il piccolo Achele, fratello del più famoso Nicola che gioca a Treviso in Serie A. Due su 2, 1 su 2. Il play Bombardieri a impostare il gioco, di nuovo lui contro Solina che ruba soltanto per un secondo il pallone, poi di nuovo Maran a buttarsi dentro, si svita, appoggia il tabellone, sono 2 punti. Gran canestro di Maran. Montebelluna Padova continua a trovare punti nel pitturato e Montebelluna soffre, però sapeva che questa era un po' la trama della partita. Solina in step back non va. Chinellato si butta dentro, niente, non trova il canestro, gli arbitri non fischiano. Rizzi la butta sui piedi di Solina, chiede subito scusa ma la palla è persa. Montebelluna un po' contratta, non riesce a sviluppare il suo gioco fatto in velocità ma anche di passaggi, troppo gioco individuale, devono trovare più collaborazione di squadra. Padova invece continua a macinare il suo gioco e a cercare di andare sotto canestro. Adesso palla Andreaus, se la gioca con Rizzi, palla fuori, Meneghin da 3 ma sbaglia, rimbalzo del piccolo Achele, palla intercettata ma rimessa ancora al Montebelluna. Riparte Sulina col pallone, chiama lo schema testa, il gioco testa, pick and roll, gioco 2 con Rizzi, palla Rizzi che attacca Andreaus in centro e riesce a trovare un ottimo canestro. Bel gancetto
dell'ala forte montebellunese, ma agli ultimi 14 secondi l'ultima azione sarà di Padova, che proprio con Bombardieri che imposta, si butta dentro, stoppata di Rizzi che lascia solo poco meno di 6 secondi sul cronometro per l'ultima azione di Padova. Ottimo aiuto di Rizzi che intercetta il pallone. 5 secondi ancora al termine del primo quarto, rimessa per Padova in attacco. Jumper sbagliato per Andre Rimbalzo House di che Andre doveva House. tirare e per un Sfortunato pelo Andre non House. mette il tiro all'ultimo secondo, il buzzer beater. Comunque positivo questo avvio per i padovani che si trovano in vantaggio di 8 punti, 22-14. Da cosa nasce questo vantaggio, Fabio? Nasce dalla capacità di Padova di comandare il ritmo della partita, di andare a trovare canestri nel pitturato con facilità, dove Montebelluna è più debole. Montebelluna riesce a sviluppare il suo gioco, ma sono un po' contratti, non hanno le stesse percentuali delle altre sfide che hanno stravinto. Infatti i 14 punti ne sono la conferma. Montebelluna deve ritrovare la fluidità del gioco in attacco e non aver paura di tirare da tre e di continuare con ritmo alto e di essere aggressivi come è stata a tratti in difesa in questo quarto. Padova deve continuare invece il suo gioco e a tentare di trovare canestri facili sotto canestro, dove è proprio più forte. Esatto. E intanto da Codroipo arriva la notizia che Oderzo ha battuto Codroipo 58-53 nell'anticipo, diciamo, di questa settima giornata del sabato. Quindi bravi ragazzi di Coach Guerra. D'altronde Padova ha una panchina lunghissima e si permette di tenere in panchina giocatori come Ben Fatto, che è un lusso per la categoria, e qualunque giocatore metta dentro ha una storia e ha un curriculum degno di altre categorie. Montebelluna con i suoi giovani, con la sua rotazione, cerca di mantenere il ritmo alto e di poter tenere testa a questa corazzata. Riprende il secondo quarto, meglio riprende la partita dopo i primi 10 minuti. Montebelluna schiera sempre il doppio play, Cazzolato, Solina, Rizzi, Cecchinato e Achele. Padova risponde con Andre House, Maran, Bombardieri, Meneghin e Bruzzese. Imposta Padova, Maran, Bruzzese, Andre House, si butta dentro Bruzzese, trova il contatto, gli arbitri non fischiano, e ancora lui da sotto canestro facile. Grandissima azione corale di Padova. Montebelluna ha difeso non per 24 secondi. Fischia l'arbitro il fallo di Meneghin. Rizzi subisce il fallo, andrà in unità per 2 tiri liberi. Rizzi segna il primo. Anche il secondo. Solina in pressione su Bombardieri. Meneghin, ribaltamento di lato, palla abruzzese, ancora Meneghin. Bombardieri, pick and roll con Andre House. Palla Meneghin che attacca, sbaglia ma Achele Achele lanciato in contropiede. Contropiede
La mette, nonostante il ritorno di Maran. Grandissimo, Montebelluna si avvicina a -6. Padova riprende da dove era lasciato Maran, Andreaus in punta, palla sotto, Bombardieri si fa spazio sotto canestro, passaggio lento, adesso è sempre Bruzzese che si butta dentro, sbaglia, Cazzolato regala la palla all'avversario ma la perde di nuovo, Rizzi perde quasi la maniglia, Solina mette ordine, mette calma, Achele, Solina a giocare per Cazzolato che tenta il tiro da 3, non ce la fa e Bombardieri stava per uscire, cerca di colpire Solina ma si scansa e la rimessa dal fondo è per Montebelluna. Cambi. I cambi. Esce Maran, chi oltre? Entra Stabla, rientra Andreani e per Montebelluna rientra Solina, non ci penso due volte, da 3 la mette. Montebelluna riduce lo svantaggio. Torna a contatto, un possesso solo di distanza tra le due squadre, 24-21. Si scalda anche il pubblico. Meneghin, Bruzzese, perde il pallone. Achelle spinge contropiede per Solina, senza paura. È questo ragazzo che l'anno scorso in B ha visto pochi sprazzi di campo, finalmente ha l'opportunità di giocare, di far vedere qualcosa. Interessante sto ragazzo. L'aggressività difensiva di Montebelluna è rientrata nel secondo quarto con un altro piglio, è riuscito a recuperare 2-3 palloni e a mettere un parziale di 9-2 che la riporta a un punto di distanza. Questo è il gioco di Montebelluna, così deve giocare Montebelluna. Padova deve stare più attenta a trovare delle soluzioni dentro, sotto canestro per poter mettere in difficoltà. Se la mette sul correre è dura. Già. In 2 minuti praticamente Montebelluna ha azzerato lo svantaggio e adesso si ritrova lì a un punto appena da Padova. La caratteristica di Montebelluna è piazzare questi break in pochi minuti, riuscendo a fare tanti punti e mette in difficoltà. Questa volta è servito per rientrare in partita, altre volte chiudevano le partite in questa maniera. Due giovanissimi, Sulina e Achele, hanno propiziato questo break. Adesso difesa a tutto campo, pressione. Riparte un Padova con Bruzzese che trova Stavla. Andreaus, passaggio illuminante per Meneghin, l'intervento di Cecchinato ovviamente è regolare, quindi 2 punti convalidati. Solina chiama lo schema testa, porta sulla palla, Rizzi porta il blocco, passaggio dietro la schiena, Rizzi sbaglia e Padova corre bene con Bruzzese che trova 2 punti in appoggio al tabellone. Sacchetta ancora per Rizzi che fa a spallate contro Andreaus, Cecchinato, la tripla, -2 Montebelluna. Partita molto più equilibrata in questo quarto. Fallo di Sacchetta su Andreani che non andrà in lunetta. Padova avrà a disposizione una rimessa dal fondo. Stavla contro Solina, trova sempre Andreani, marcato da Sacchetta che non lesina contatti, tripla che non va. Cosa è successo? Sacchetta riesce a buttare la palla addosso all'avversario abruzzese e a guadagnarsi la rimessa laterale. Rientra Davis al posto di Achele.
per mettere un po' di fisicità in più sotto canestro per Montebelluna, che ne ha bisogno, disperato bisogno. Padova rimette Campiello, che ha fatto molto bene nel primo quarto. Grande aggressività di Sacchetti su Andreani, che mette in difficoltà lo sviluppo del gioco dei Padova e permette a Montebelluna di correre, recuperare palloni e esprimersi al meglio. Sulina ancora per Sacchetti. Davis si butta dentro contro Campiello, scarica fuori, Cecchinato, ancora penetra, lotta, rimbalzo Montebelluna, Davis la mette, vantaggio Montebelluna, +1 con la tripla di Davis. Padova non si lascia sorprendere, corre, palla in attacco di Andreaus. Fallo in attacco di Andreaus, che Davis ci mette un po' di mestiere, subisce il fallo di Andreaus, il capitano, che si lascia un po' sorprendere. L'intensità e l'aggressività di Montebelluna sia in difesa sia a rimbalzo stanno pagando. Rizzi va per terra sul contatto con Campiello, l'arbitro non fischia la linea pestata. Si danno il 5-2, quindi l'atmosfera è molto rilassata. Montebelluna è sempre in difesa a tutto campo e mette in difficoltà Padova, che non riesce a sviluppare il proprio gioco. Andreaus in punta, si butta dentro, trova Campiello, che bravo, però sbaglia da sotto e Sulina riparte. Davis, Sacchetti finta il tiro ma si butta sulla linea di fondo, cerca di subire fallo, scarica per Sulina che tira da 3, smanaccia Davis, però è bravo, non fischia niente l'arbitro. Andreani si lamenta per un fallo e Sacchetti trova Cecchinato per l'appoggio da sotto, +3 Montebelluna. Chinellato a chiamare lo schema, Andreaus, Andreani sfrutta il blocco di Campiello, Andreaus da 3 non trova, questa volta fischia l'arbitro ed è Cecchinato che commette fallo su Chinellato. Ci ha messo tanta foga Chinellato ed è stata premiata anche dagli arbitri. Padova non molla e chiaramente non mollerà fino all'ultimo secondo, come d'altronde Montebelluna. Una bella partita, vero Fabio? Bellissima partita, Montebelluna ha alzato l'intensità, sta mettendo in difficoltà Padova. Padova deve giocare alla stessa intensità di Montebelluna, altrimenti Montebelluna scappa via con i suoi giovani e con la sua forza fisica e atletica. 2-2 e si riparte. Sulina chiama il gioco L basso, Davis, Sacchetti sbaglia la tripla, ma che bravo a prendersi il rimbalzo in attacco e a buttarla sui piedi di Stavla, che si lascia un po' sorprendere. Esce Sulina, entra Cazzolato, cambio di play, mentre per Padova rientrano Coppo e Maran. Entra anche Crivellotto per Rizzi. Cazzolato, Crivellotto, Davis, ancora Cazzolato, Davis attacca Coppo, Cecchinato, la mette da 2, è un long two, aveva giusto il piede sulla linea,
quindi solo 2 punti, ma ottimi punti per Montebelluna, che ha bisogno di punti disperatamente, soprattutto dagli esterni. Crivellotto spinge Campiello, ma gli arbitri non fischiano. A rimbalzo ne esce Cazzolato per Davis, finta il tiro da 3. Sacchet, tripla, ha fintato il primo tiro, il difensore è rimasto fermo e ha tirato di nuovo. Coppo contro Davis, in punta, Chinellato, non trova compagni, aspetta il blocco di Campiello ed è la tripla dall'angolo di Coppo. Ottimo questo giocatore, molto preciso, ottime percentuali per un'ala piccola, un'ala forte, ottimo. Coppo tiene in Cecchinato gara. si fa sorprendere da Maran, rischia l'antisportivo. Sacchet gli ruba il pallone, gli arbitri non fischiano. Davis ancora per Cazzolato dall'angolo, il ferro lungo. Il pubblico rumoreggia, vorrebbe più fischi a favore di Padova. Montebelluna Andreani sta mettendo molta più energia nella partita. Coppo tiene a galla Padova. Coppo da 3 ancora. Coppo la pareggia. È un rebus questo ragazzo per la difesa montebellunese, che non trova le contromisure. Di nuovo parità. Passa zona Padova 2-3 e ci prova Cazzolato, penetra per Davis. Sacchet prova la tripla ma sbaglia, rimbalzo di Cecchinato ed è fallo in attacco di Cazzolato, peccato. Bravo Coppo a subire lo sfondamento. Diciamo che Coppo sta facendo un po' l'anima di Padova in questo momento, sia sulla metacampo offensiva che difensiva. Stranamente Padova, nonostante abbia più lunghi, abbia più centimetri, soffre a rimbalzo, soprattutto in difesa, perché i montebellunesi vanno a rimbalzo con molta più energia. Padova deve aumentare l'energia. Rimessa Chinellato, sempre Montebelluna con la difesa allungata. Chinellato porta palla marcato da Salvato. Riesce a superare la metà campo aiutato da Campiello, imposta palla a Coppo, cambio di lato per Maran, ancora Chinellato, cambio di lato, gioco 2 con Campiello, palla dentro, mismatch Campiello, tiro di Coppo ancora da 3 che la mette ancora, strepitoso Coppo in questo quarto, 3 su 3 consecutivo e Padova torna avanti. Sulina chiama lo schema, Davis, zona ancora per Padova, zona 2-3. Ecco, questa è Montebelluna che nonostante ogni tanto perda pallare, ecco qua, è subito pronta in difesa. Chinellato attacca Salvato quasi recupera Campiello, la palla Andreani che mette ordine, Campiello da 3, no, gioca 1 contro 1, sbaglia, rimbalzo di Montebelluna con Chinellato che spinge, no. Passaggio sbagliato, palla persa banale. D'altronde Cecchinato è in debito d'ossigeno, esce e rientra Rizzi. Time out chiesto da Osellame. Fabio, secondo te le due squadre riusciranno a tenere i ritmi così alti fino alla fine? Montebelluna l'ha dimostrato già in altre partite che a tenere questo ritmo, però ha le rotazioni un po' corte causa la mancanza del fortissimo playmaker Boaro, ma penso non abbia problemi perché questo è il suo tipo di gioco, il tipo di gioco che vuole il suo allenatore ed è abituato a giocare così. Padova ha la possibilità di tenere questo ritmo, ha una panchina più lunga, quindi speriamo di vedere una partita combattuta e ben giocata come fino al 40°. La spunterà chi ne avrà di più, chi avrà più voglia di vincere, chi riuscirà a mettere in difficoltà gli avversari. Su Padova con la zona è riuscita a mettere in difficoltà stranamente Montebelluna che ha dei tiratori mortiferi. Infatti Osellame ha chiamato time out per impostare l'attacco alla zona della sua squadra. 1 minuto e 24
alla fine del secondo quarto, più 39-36 per Padova. Partita bellissima. Riprende la partita con una rimessa laterale Padova per in Padova. attacco. Maran la ridà Andreani, lontano da canestro, Chinellato sbaglia, Salvato recupera il pallone, Zona Solina chiama lo schema. zona ancora per Padova. Crivellotto sale, palla a Davis, Sulina senza problemi, Davis attacca, gran canestro, gran canestro di Davis. Bravo Davis, un punto solo di vantaggio per Padova. Andreani si scrolla di dosso Sulina, trova Chinellato, sotto canestro per Campiello, subisce il fallo di Crivellotto e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Brava Padova a trovare gli uomini sempre vicino a canestro, dove può effettivamente avere un vantaggio e sfruttare i centimetri in più, soprattutto di un giocatore come Campiello che di anni di esperienza anche in B ne ha sicuramente. Cambi, abbassa il quintetto Coach Osellame, entra una guardia come Sacchet per un lungo come Crivellotto. Giocherà da 4 Davis, da 5 Rizzi, alla piccola Salvato e le 2 guardie Sulina e Sacchet. Quintetto basso anche per Padova, che ha solo Campiello come lungo. Campiello sbaglia il secondo, lotta a rimbalzo, Salvato ne esce vincitore e consegna la palla al compagno Solina, che chiama lo schema corna. Salvato di nuovo in posizione di guardia, Davis lontano da canestro, palleggia, Sacchet, Solina da 3, sbaglia. Coppo. Ultima azione per Padova, Chinellato contro Sacchet, mi sta a qualche centimetro di distanza, a caccia del pallone e l'arbitro punisce l'aggressività della guardia. Purtroppo Montebelluna in bonus e concedono 2 tiri liberi facili a Chinellato. Comunque restano ancora 12 secondi per organizzare un buon attacco. Segna il primo. Padova aggressiva, time out ancora Gesellame che vuole organizzare l'ultimo attacco. Non lascia niente al caso il coach montebellunese, quindi 11 secondi è tutto il tempo, c'è tutto il tempo per organizzare un buon tiro. Disegnerà uno schema per un buon tiro. Padova ha 2 falli da spendere, perché ha 2 falli solo ancora per il bonus, quindi tenterà di spendere 2 falli per non far tirare Montebelluna. Giusto. Ecco, gustiamoci questa ultima azione. Padova zone press per Padova che ha 2 falli da spendere, tenterà di recuperare il pallone. Rizzi a fare la rimessa, Sulina a chiamare il pallone. Sulina raddoppio. Eccola qua la zona press, Sacchet, Salvato, punta a Coppo, si butta dentro, virata, jump shot, non va, Coppo da 3/4 campo, troppo distante e finisce così il primo tempo, 42 per Padova e 38 per Montebelluna.
4 punti di distanza, bella partita. Sulina a chiamare lo schema, Cazzolato nello spot di guardia contro Andreani, Cecchinato, Sulina si butta dentro, Cazzolato da 3, sbaglia, rimbalzo di Coppo che apre per Andreani che spinge il contropiede, sotto per Andreaus contro Davis, a sportellate, recupera palla Salvato, Sulina, jumper dalla lunga distanza, entra ed esce, Davis, rimbalzo offensivo, perde il pallone, ne approfitta Padova per rimbastire l'azione offensiva. Inizio ad alto Andreani. ritmo, chi nel lato da 3, niente, rimbalzo di Montebelluna. Ritmi alti, tanti possessi, tanti tiri in questo inizio di secondo tempo. Cecchinato, Cazzolato, guarda il canestro, adesso cerca un compagno, lo trova Sulina, passi in partenza. Ritmi altissimi, tanti tiri, tanti errori, ma con quel bel gioco. Andreani contro Cazzolato, porta sul pallone, lo spinge via, fatica a trovare un compagno, lo trova Coppo, Davis sporca il pallone, il tiro di Maran, Sulina lanciato in contropiede, subisce un contatto ma gli arbitri non fischiano e Coppo si invola in contropiede da solo, quasi perde il pallone, trova 2 punti facili. 19 per Coppo, strepitoso. Più 6 Padova, Cazzolato chiama lo schema a testa, Davis porta il blocco, si apre da 3, ci prova, sbaglia, chi nel lato porta sul pallone, si avvicina a canestro ma Andreaus di nuovo, la guardia numero 6, finta, fuori per Andreani da 3 punti, la mette, ringrazia il compagno che l'ha trovato dall'altro lato del campo e mini break Padova che tenta allungo, Salvato cerca un compagno, non trova nessuno, trova Cazzolato, Sulina contro Andreaus, ci sono tanti centimetri di differenza ma ci prova, trova un rimbalzo offensivo, un tap-in, il più piccolo in campo, incredibile. Andreani, Giovanissimo sbaglia ma va a rimbalzo, recupera e segna. Grande personalità di questo ragazzo, ripeto, 2004. Maran contro di lui, chiama testa, chiamerà il blocco di Andreaus, Chinellato che batte Davis, si butta dentro, Maran pesta la linea, lieve ingenuità che però costa cara a Padova che perde il possesso. Salvato per Sulina, chiama lo schema L, esce Cazzolato, consegnato per Sulina di nuovo, blocco di Davis che blocca di nuovo per Cazzolato da 3, si gira e tira, secondo ferro, rimbalzo di Maran, Andreani spinge, Chinellato contro Salvato che rimane in posizione difensiva, Andreaus porta il blocco, si butta Andreani, pallone sporcato e recuperato da Sulina, palleggio dietro la schiena, Cecchinato ribalta per Cazzolato che tira ancora e trova la retina questa volta, tripla di Cazzolato, vale il -4 per Montebelluna. Montebelluna non ha paura anche se sbaglia, i giocatori Andreani continuano spinge via a tirare. Cazzolato per gli arbitri regolare, Coppo trova bene Maran sotto canestro che però è circondato, ributta fuori Andreani, Coppo da 3, questa volta sbaglia, rimbalzo di Davis che porta su lui il pallone, punta Maran, lo lascia lì, subisce il fallo. Montebelluna sta mettendo un'energia incredibile e continua a correre nonostante non abbia un'alta percentuale da tiro, riesce a rimanere in partita perché produce più tiri, produce più occasioni. Cambio Montebelluna, esce Sulina, ottima la sua partita e rientra il fromboliere Feltrino Sacchetti. 2 tiri liberi, no? Sì, 2 tiri liberi per Davis che dalla lunetta ha l'opportunità di mettere solo un possesso di distanza tra le due squadre.
Sbaglia il primo, la palla danza sul ferro, poi esce. Il secondo lo mette, -3. Andreani ad impostare il gioco, esce Maran ma è ben marcato da Sacchetta, allora ci va Coppo, subisce il fallo di Cecchinato, fallo evidente e rimessa laterale per Padova. Montebelluna aggressiva in difesa, chi nel lato attacca, fallo, 2 tiri per chi nel lato. Tiri liberi per Chinellato, il primo è corto. Il primo è corto, il secondo invece va a segno. +4 Padova. Cazzolato contro Andreani, trova Salvato, ben marcato da Maran, Davis si apre per Coppo. Davis, tenta il backdoor. Cazzolato, Davis sulla linea di fondo, attacca Andreani, step back, non trova neanche il ferro. Davis rimane a pressare Chinellato, Andreani. Aia, palla persa sanguinosa. Palla persa. Non si capiscono Andreani e Maran. La palla finisce contro i tabelloni pubblicitari. Comunque è difficile giocare contro una difesa aggressiva come quella di Montebelluna. I ragazzi di Montebelluna stanno mettendo l'anima in difesa. Davis è senza paura, il feltrino da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Andreani che spinge, attacco di Chinellato che va. Aia, palla in attacco, si lamenta Chinellato, si lamenta con l'arbitro, che volo. Per fortuna nessuna conseguenza per Chinellato che ha fatto un bel volo, però l'arbitro ha giudicato la posizione di Salvato regolare, fuori dallo smile sotto canestro, e quindi buono il fallo in attacco subito, lo sfondamento. L'aggressività di Montebelluna costringe Padova a giocare sopra ritmo e fioccano le palle perse. Non è facile giocare contro una difesa così aggressiva, e anche perché costringono i padovani a difendere, perché attaccano sempre il canestro senza paura. Tiro da 3, rimbalzo di Andreani. Cazzolato si sente sicuro ma sbaglia. Salvato sporca il passaggio di ancora Meneghin, la palla finisce sul fondo ed è sempre per Padova il possesso. Sì. Cambio di play, esce Cazzolato, entra Solina. Chinellato circondato da 3 avversari, Coppo da 3 punti, sbaglia questa volta. Si era freddata la mano di Coppo, 0/2 in questo terzo quarto. Davis per Sacchetta, si butta dentro, subisce il fallo. Fallo del 32 Campiello. Esce Davis, entra Rizzi. Più chili sotto canestro per Montebelluna. Solina dall'angolo contro paura, Coppo. senza paura. Adesso è Cecchinato. Salvato attacca. Solina, ottimo giro di palla, Rizzi sbaglia. Cosa fischia l'arbitro? Fischia il numero 6. Fallo di Salvato a rimbalzo. Si lamenta la guardia ex Mestre. Gli arbitri hanno visto una spinta di Salvato e hanno dato fallo a rimbalzo. Cosiddetto fallo di confusione, questa volta è capitato a Salvato. Comunque la chiave della partita è sempre la stessa, la gran ritmo, la gran intensità di Montebelluna sia in attacco e in difesa, la faccia tosta di tirare comunque nonostante le basse percentuali. Padova deve giocare sopra il ritmo e fa fatica, però è sempre sopra.
Tra l'altro in questo terzo quarto si segna poco perché il parziale penso sia di 6 a 6. Campiello, Coppo in tap-in. Tap-in bellissimo. A sportellate Coppo e Rizzi. Cecchinato per Sacchet che guarda il Sacchet canestro. attacca. Batte. Cecchinato. Si rialza. Gran palla. Butta dentro la palla. Cosa succede? Gran palla di Sacchet. Giocatore sempre vivo. Pesta la riga chinellato e quindi è rimessa dal fondo Montebelluna. Entra Achele che ha il fratello maggiore che gioca in Serie A tra il pubblico che l'aveva venuto a vedere. Salvato per Achele, Sacchet salvato, bella circolazione di palla, Rizzi, Sulina da 3 punti completamente libero, sbaglia, rimbalzo di Campiello. Andreani a impostare il gioco, sfrutta il blocco di Campiello, sospensione, bel canestro, pulitissimo. Più 8 Padova, time out di Osellame che vuole riordinare le idee della sua squadra che non sta giocando male, ha solo l'inghippo di avere delle basse percentuali da 3 punti. Vuole rimettere a posto le cose e mandare la squadra in campo a trovare soluzioni un po' più alta percentuale. Padova, nonostante stia giocando sopra il ritmo, fa valere la sua stazza fisica e riesce coi suoi fenomeni a essere sopra di 8 punti. Mancano ancora 3 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto, sarà una battaglia fino alla fine. Vediamo se Padova riesce a reggere il ritmo di Montebelluna e se Montebelluna aggiusta le percentuali la partita sarà di nuovo in equilibrio. Forse Padova proverà ancora la zona per scombinare le carte a Montebelluna come è successo nel secondo quarto. Sempre un quintetto alto per Montebelluna con Campiello, Coppo e Meneghin che abbondano di centimetri sotto canestro. Solina a impostare il gioco, aspetta il blocco di Rizzi, lo sfrutta, si apre pick and pop, Rizzi si butta dentro, perde il pallone, no, lo recupera, palla 2 che premia i padovani. Comunque è bellissimo lo spirito delle squadre, lottano, però sono correttissimi ed è bello vedere una partita così ad alto ritmo e ad alta intensità, ad alta importanza, giocatori che comunque dopo ogni contatto si danno la mano. Giusto Fabio, è la bellezza delle minors. Meneghin, Andreani. Questo è uno spot per le minors. A impostare contro Solina che muove le braccia, Coppo, Campiello, Meneghini, Sacchet, non bisogna mai calare la guardia contro Sacchet perché è sempre in agguato questo ragazzo. E infatti si guadagna uno sfondamento. È sempre vivo a 7 vite come i gatti, non muore mai. Salvato la rimessa. 31 secondi. No, 31 secondi. Sacchet sull'arco dei 3 punti e Achele ribalta lato per Solina. Rizzi a fare sportellate contro Campiello, si gira, gancetto, non trova il ferro. E Campiello fa solo il pallone, spinge Coppo, dai e vai, bella difesa di Salvato, bella difesa. Coppo si lamenta vistosamente con l'arbitro, gli arbitri non vedono. Solina ribalta, Salvato da 3, sbaglia e si stanno un po' abbassando le percentuali in questo terzo quarto, le squadre fanno un po' fatica a trovare canestri facili.
Chinellato lascia lì Achele, Coppo mette ancora la tripla. Padova zona dopo il tiro da 3 di Coppo. Vediamo Montebelluna. Solina Salvato. e di nuovo Sacchet. Salvato si butta dentro, non trova linea di passaggio. Da 3 ancora Montebelluna. Rimbalzo. Sacchet recupera il pallone ancora da 3. Tabellone, Spigolo, incredibile. La palla rimbalza sullo Spigolo, torna nelle mani di Sacchet che appoggia da sotto canestro. Più 9 Padova. Andreani, Coppo, jump shot, trova solo il ferro, rimbalzo sicuro di Salvato che consegna a Solina. Sacchet non ci pensa 2 volte, tira. Montebelluna sta cercando tanti tiri da 3, tanti ritmi altissimi, però al momento non sta pagando dividendi. Fischio che va a punire Sacchet, sembrerebbe. Aveva forse le mani addosso. Sì. Secondo l'arbitro. Vediamo che fallo è. Coppo Cambio. esce tra gli applausi del pubblico padovano. Ottima prestazione finora. Terzo fallo di Sacchet. Il numero 11. Meneghin sotto canestro contro uno più piccolo di lui come Sacchet, ma la meglio. La palla Sacchet. La guardia Feltrina, numero 16, che consegna a Solina. Rizzi recupera il pallone, si butta dentro. Sacchet trova Rizzi che perde il pallone. Campiello recupera. Andreani ricomincia, chiama lo schema testa. Ultimo minuto, batte Solina, tira da 3, sbaglia. È Solina a spingere il contropiede, la transizione senza paura, va fino in fondo. Subisce il fallo di Meneghin. 2 tiri per Solina. Non ha paura di buttarsi dentro questo ragazzo, nonostante. Questo ragazzo ha una faccia tosta, non ha paura di niente. Nonostante gli avversari siano molto più grossi, molto più però fisici. Ma lui non ha paura, attacca e va fino in fondo. 2 tiri liberi per riportare a -7 i suoi. Che non sarebbe male. Mette il primo. E anche il secondo. Stavla che imposta il gioco. Bruzzese. Andreani perde il pallone. Sacchet. Solina appoggia il tabellone. 2 punti. 5. Palla persa a metà campo, sanguinosa di Padova che subisce 2 punti in contropiede. Gli ultimi 14 secondi. Andreani, cambio difensivo e Rizzi su di lui. Stavla si butta dentro, fallo di Sacchet, saranno tiri liberi. E quarto fallo di Sacchet. Brutta notizia per il Montebelluna. Il quarto fallo, questo potrebbe incidere sulla. Hai visto Jack, Montebelluna non muore mai. Da -11 a -5 in un ame con 3 canestri facili. Fuori Sacchet con 4 falli, dentro Cazzolato. 2 tiri per Stavla. Fuori il primo. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Solina potrà tentare il buzzer beater. Achele, il jump shot mancato da Achele per buon tiro, ma sfortuna per il giovane Achele. Montebelluna non muore mai. Padova in questo quarto ha registrato la difesa, è stata più aggressiva, più fisica in difesa. Montebelluna non è riuscita a trovare percentuali alte e infatti Padova era scappata a più 11, poi in un ame con 3 palle recuperate Montebelluna si è riportata a -5. Adesso quarto a tutto gas, bellissima partita, spettacolo nelle Minors venete. Chi ne avrà di più?
chi ne avrà di più. Adesso vedremo chi ne avrà di più, chi ne avrà di più porterà a casa questa importantissima partita. Sarà fra poco il quarto. Montebelluna ha il problema dei 4 falli di Sacchet, che è un giocatore che quando entra in ritmo è capace di fare anche 10-12 punti in 2-3 minuti. Comunque i ragazzini terribili Sulina e Achele sono in campo con Cecchinato, il capitano Crivellotto, che questa sera non ha inciso particolarmente ma è sempre una mina vagante, e Cazzolato. Padova risponde con Bruzzese, Campiello, Meneghin, Stavla e Andreani a giostrare il gioco. Rimessa per Montebelluna. Rimessa Padova per subito Montebelluna, Solina a impostare il gioco. Si pronuncia un ultimo quarto di fuoco. Cazzolato fortunosamente si ritrova il pallone in mano. Solina da 3 di tabella, non trova il fondo della retina, e Andreani a impostare il gioco. Cerca Stavla ma trova Campiello, che trova dall'altra parte un ottimo tiro per Bruzzese, che però sbaglia, e Cazzolato a spingere il contropiede. Sfrutta il blocco di Crivellotto. Sulina ancora sotto per il capitano, che fa sportellate con Campiello. Achele perde il pallone e Andreani può impostare di nuovo il gioco. Stavla di nuovo per Andreani, è Bruzzese che cerca di sfruttare il blocco di Campiello ma fa fatica. Sulina lo grazia un attimo perché va a commettere fallo dopo che era in difficoltà. Padova ha cominciato aggressiva in difesa, Montebelluna ancora di più. Andreani, Stavla sfrutta il blocco di Campiello, sempre contro Sulina. Meneghin da 3 punti, lungo, secondo ferro. Rimbalzo di Cecchinato. Sulina, Cazzolato, di nuovo Cecchinato che si butta dentro, jump shot, sbaglia, trova solo il ferro l'ala montebellunese, e Padova può ripartire di nuovo. Bravo questa volta invece Cecchinato a arrivare da dietro, a rubare il pallone ha letto benissimo la situazione, dal sì. lato opposto è riuscito a recuperare la palla. Il capitano e la mette con un tiro da biliardo, trova il fondo della retina, è solo un possesso tra le due squadre. L'avevamo detto che sarebbe stato un quarto di fuoco e così sta rispettando il pronostico. Andreani ancora al blocco di Campiello, ferma il palleggio, non sa cosa fare, si butta dentro Campiello, spinge via Cazzolato, però sbaglia e Cazzolato può ripartire, punta Stavla che fa buona difesa. Sulina alza un arcobaleno e poi incredibile tap-in, il secondo della partita di Sulina, che riporta Montebelluna a -1. Il pubblico si fa sentire. Meneghin, Stavla, Andreani contro Cazzolato che mette le mani sul pallone. Meneghin da 3 punti dall'angolo, la mette, spegne. Padova passa a zona ma
non legge lungo, lancio lungo di Sulina da quarterback per Crivellotto che trova 2 punti facili in contropiede. Si accende la partita Ed è Bruzzese che lascia sul posto Achele, però non riesce a trovare il canestro e la palla per ultimo la tocca proprio Meneghin e quindi la palla che esce sarà rimessa a Montebellunese. Zona per Padova. Si Due gioca... Padova zona, Cazzolato a comandare il gioco. Cazzolato ribalta bene per Achele che prende la tripla e la mette. Porta in vantaggio quindi Montebelluna. Risponde alla tripla di Meneghin Achele ed è +1 di nuovo a Montebelluna. Andreani contro Cazzolato, trova bene Meneghin che perde il pallone, Andreaus non riesce a catturarlo ed è cambio. Si va, coach Volpato va sul sicuro con i suoi uomini più d'esperienza. Coppo, Chinellato ed è di nuovo zona per Padova. Achele, Cecchinato si butta dentro e appoggia, ha attaccato lo spazio tra i due difensori alti, ha attaccato egregiamente la zona Montebelluna che rimane uomo. Andreani si trova contro Crivellotto, ribalta molto bene per Maran che però sbaglia e Chinellato trova rimbalzo offensivo. La stoppata di Cazzolato a detta degli arbitri è irregolare e quindi sono 2 tiri liberi per l'esterno padovano. Montebelluna grandissima difesa, grandissima faccia tosta dei giovani ed è sopra. Chinellato sbaglia il primo, sbaglia anche il secondo, rimbalzo del capitano Sulina. 0 su 2, incredibile. Ancora zona per Padova. Cazzolato senza paura. +6 Montebelluna. +6 Montebelluna. 16-3. Andreaus contro Crivellotto lo spazza via, ma sbaglia ed è Cecchinato che esce vittorioso dalla bolgia che c'è sotto il ferro de Montebelluna. Sulina batte Maran dietro la schiena per Crivellotto, trova solo il primo ferro. Fischia. Chinellato contro Achele, si butta dentro, fa buona guardia. Coppo si butta dentro e trova 2 punti facili. 4 Montebelluna a 5 minuti dalla fine. Sulina. Padova torna uomo. Sulina attacca Maran e va a canestro. Subisce il fallo di Maran che si accusa del fallo personale e saranno 2 tiri liberi per Sulina, che dimostra di essere uno di quelli che ha meno paura di avvicinarsi al canestro e di subire contatti. Primo tiro libero, la mette e non gli tremano le mani, lo mette. Il secondo lo mette, +6. Andreani subito per Chinellato contro Achele,
va a guadagnarsi il fallo, 2 tiri liberi. Pubblico rumoreggia, coach Osellame però rimane concentratissimo sulla partita. Questa volta Chinellato non sbaglia. Due su 2 più 4. Tiene Padova in corsa. E Solina a chiamare di nuovo lo schema a testa. Blocco di Crivellotto. Solina tira subito, non ci pensa 2 volte. E Achele dalla spazzatura. Dalla spazzatura trova il pallone rimasto lì. E 2 punti facili per lui. Andreaus per Andreani. Cazzolato lo sfida. E Andreani è bravissimo a trovare il jump shot vincente. Zona per Padova. Solina chiama Corna. Cazzolato per Cecchinato. Achele non ha paura, tira di nuovo. Airball. Crivellotto controlla solo per una frazione di secondo e Maran è già di là. Andreaus sfidato da 3, sbaglia ed è Achele a recuperare il pallone e a consegnarlo nelle mani del compagno Solina, che ricomincia a imbastire l'azione. Achele dentro, Cecchinato, sfondamento di Cecchinato che regala un po' il pallone agli avversari, non controlla il corpo e va a franare su un'ottima posizione difensiva di Coppo. Achele esce tra gli applausi del pubblico, ottimo impatto per questo ragazzo, ma adesso coach Osellame va sugli uomini di esperienza come Salvato. 3 minuti e 30, più 4 Montebelluna. Più 4 a 3 minuti e mezzo. Si decide tutto in questi ultimi possessi. Maran. Solina rischia lo scippo per evitare la infrazione di 8 secondi, lancio lungo, Coppo, ottima presa e può ricominciare Andreani contro Cazzolato. Coppo da 3, è in ritardo Crivellotto e Coppo oggi non lo ferma nessuno. Meno 1 Padova. Bellissimo finale, bellissimo finale. Cazzolato per Salvato. Salvato di nuovo per Cazzolato che dalla distanza NBA ci prova. Maran che ha il pallone del vantaggio in mano. Andreani da 3 la mette. 6-0 di parziale di Montebelluna in una manciata di secondi, che è tutto da rifare per gli uomini di coach Osellame, che ovviamente chiama time out, vuole parlarci sopra. Caro Jack, bellissima partita, ribaltamenti di fronte, vantaggi da una parte e dall'altra, bellissimo quarto, combattutissimo, bellissimo spot per le minors, bella pallacanestro, divertente, intensa, giovani che giocano senza paura da parte di Montebelluna, veterani da parte di Padova che si prendono le loro responsabilità e riportano Padova sopra. 2 minuti e 47 più 2, tutto ancora da decidere. Padova che proverà ancora con la zona, con la difesa individuale. Montebelluna che cercherà di aumentare ancora il ritmo e trovare buoni tiri. Non c'è nessun pronostico ancora. No, se avessi 10 euro su chi scommetteresti, Fabio? Non lo so, sarebbe impossibile, sarebbe la sorte, proprio c'è la sorte. Odore di overtime, Fabio? Potrebbe essere c'è anche l'overtime da giocarsi. Comunque sono 2 squadre degne di essere davanti a tutti in questo campionato. Montebelluna è incommiabile nonostante l'assenza di Boaro, e Padova grandissima. Zona per Padova. Per Cazzolato, sempre zona, 2-3 per Padova, Cecchinato, Solina. Adesso Montebelluna è sotto e fallo. Solina va a prendersi il fallo. Padova ha appena 2 falli di squadra, quindi niente bonus per i trevigiani. Ancora zona sulla rimessa per Padova, che però esce adesso negli angoli, fa fatica a Montebelluna, ma Solina non ha paura, attacca, guarda il canestro, Salvato
Cecchinato, palla sotto al capitano che la perde. Palla persa. La perde. Oselame mette dentro Davis, vuole più fisicità in attacco e a rimbalzo. Andreani a orchestrare. Chinellato Coppo, pick and roll. Chinellato a canestro, fallo. Rischia il gioco da 3 punti. Chinellato, ma saranno solo 2 tiri liberi per lui. E ha la possibilità di mettere 2 possessi di distanza tra le due squadre. Mette il primo, mette un possesso pieno e il secondo invece lo sbaglia. Un solo Una possesso. piovra Crivellotto su quel pallone per darlo a cazzolato. Davis salvato. Davis attacca. Non si capisce. Montebelluna avrà un'altra occasione con la rimessa dal fondo dopo la baraonda che c'era sotto il ferro padovano, ed è Salvato che si incarica della rimessa quando mancano 2 minuti sul cronometro, più 3 per Padova. Salvato, Crivellotto da 3, non la mette, rimbalzo di Chinellato. Andreani rallenta il ritmo. Attacco importante per Padova, difesa importantissima per Montebelluna. Chinellato attacca Crivellotto, non segna, sbaglia, rimbalzo Davis. di Davis che attacca. Davis trova Palla Salvato. Cazzolato, passi di Cazzolato, passi di Cazzolato. Oselame contesta, ma l'arbitro è irremovibile. E questa potrebbe essere sanguinosa. Però mai dire mai. Padova ha il vantaggio di poter attaccare sul bonus falli di Montebelluna e trovare 2 tiri liberi. Allunga la difesa Montebelluna, cambi. Rientra Sacchetta, rientrano Cecchinato, escono Crivellotto e Cazzolato. Sacchetta rientra con 4 falli. Nel lato porta palla, Salvato pressione. Salvato cerca di portare palla. Blocco di Campiello, supera la metà campo. Ancora mani addosso. Fallo di Salvato, Troppo. 2 tiri liberi. Scelta rischiosa, ma Chinellato non è molto preciso questa sera. Vediamo se riesce a mettere 2 possessi. Il primo va, 2 possessi. Anche il secondo più 5 1,26. Sulina. Padova ancora a zona, Chinellato davanti, Andreani davanti. Davis attacca. Palla Salvato, il Feltrino con i 3 punti, non la mette, rimbalzo di Sulina. È di nuovo possesso Montebelluna. 10, Sulina attacca senza paura da 3 e la mette. La mette il giovanissimo. Incredibile, -2 per Montebelluna. E Padova si trova a dover gestire un possesso. Ora tutto da decidere. Possesso fondamentale. Andreani per Campiello che subisce fallo, 2 tiri liberi. E quinto fallo di Cecchinato. Quinto fallo di Cecchinato che deve abbandonare il campo. Entra Chele. 2 tiri per Campiello che ha la possibilità di mettere ancora 2 possessi. La mette. Campiello mette il primo. Ha tolto tutti i lunghi. Oselame vuol giocare sulla corsa, vuol pressare.
2 possessi per Padova. Montebelluna Sulina. attacco, ancora zona. Achele. Salvato, Davis. Sacchetto non ci pensa 2 volte. Rimbalzo ancora. Achele, rimbalzo offensivo. Davis si butta dentro, perde il pallone. Forse Padova vede il traguardo. Già che questa è sanguinosa, ma comunque Montebelluna su a pressare senza paura. Adesso Montebelluna deve giocare il tutto per tutto. Palla a Campiello, palla a Maran. Maran porta avanti il pallone senza troppe difficoltà. Adesso Sacchetto guadagna una palla 2, però la rimessa è sempre, il possesso è sempre Padovano. 30 secondi, 18 per l'attacco di Padova, che li sfrutterà tutti e ha la possibilità anche di commettere 2 falli. Adesso bisogna tentare il tutto per tutto. Sacchetto perde il pallone, Chinellato, la palla rimane lì, salvato. Davis. Achele. Salvato ancora. Sacchetto. Passi ancora. Passi, gli arbitri fischiano passi. Più 4. 2 infrazioni di passi quasi consecutive. Finale concitato, palla Andreani. Adesso dovrà fare fallo Montebelluna, altrimenti è finita la partita. Se no la partita è finita. Andreani da 3, non va. Rimbalzo di Maran, non va. Finisce qui. Padova espugna il frassetto 75-71 dopo 40 minuti di battaglia, di bella pallacanestro intensa,